Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si inizia questa giornata di giovedì 8 dicembre con una prova per i gentleman in salchi ai 4 anni. Sono in 7 dietro le ali dell'autostart che inizia a prendere gradualmente velocità. 1 Commander Lake, 2 Cantera, 3 Cardenas Baba, 4 Cis dell'Olmo, 5 Chris del Ronco, 6 Costamagna Pax, da solo in seconda fila con il 7 Casanova Adri. Autostart che inizia ad accelerare entrata in retta e si parte con l'errore di Cis dell'Olmo e così Cardenas Baba subito al comando nei confronti di Cantera, poi in terza posizione Commander Lake, mentre filtra bene dalla seconda fila Casanova Adri che prova a puntare in avanti. Cardenas Baba che però si è installata al comando, presumibilmente vorrà farsela davanti una volta out la favoritissima Cis dell'Olmo. C'è un 15,7 per il lancio con Cardenas Baba al comando su Cantera, Casanova che risale, poi Commander Lake, quindi ancora Costamagna Pax alla retroguardia, Chris del Ronco. 36 per i primi 400 metri da parte di Cardenas Baba che si mantiene al comando. Casanova Adri che al suo esterno prova a farsi minaccioso nonostante qualche passo falso sulla piegata. Cantera sempre allo steccato avanti a Commander Lake, Costamagna Pax e Chris del Ronco. Dopo 800 metri di corsa Cardenas Baba si mantiene in evidenza, 1 minuto e 6 decimi per la metà gara. Cammina Cardenas Baba per mettere in difficoltà la risalita di Casanova Adri, che ora avrebbe anche posto per parcheggiare, ma Filippo Monti prosegue al largo sul passo. Poi sempre Cantera e Commander Lake, il chilometro passato in 1:15,7 con Cardenas Baba e Casanova Adri che rinnova gli attacchi all'esterno. Casanova che mette 3/4 avanti a Cardenas, scende prima della piegata, la dritta di là in 15,2. Ed è la frazione che permette a Casanova Adri di allungare nei confronti di Commander Lake che scavalca Cardenas Baba a 300 metri dalla conclusione. Casanova Adri in vantaggio, Commander Lake che prova ad andarlo a prendere, poi Cantera che sposta sui resti di Cardenas Baba, la retta d'arrivo con Casanova Adri in vantaggio, Commander Lake che attacca all'esterno, Commander che va su Casanova, Commander Lake e Stefano Lago che vengono a vincere netti su Casanova Adri. Al terzo posto è Cantera. 2-2 il totale, 1:15,9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Commander Lake. Stefano Lago, Andrea Bigliardi, la proprietà ovviamente di Stefano Lago. La vittoria del figlio di Pace del Rio in percorso all'attesa. Corso bene a largo Casanova Adri che ha debellato le labili resistenze di Cardenas Baba, ma nel finale è stato preda del finish di Commander Lake che nel finale vince con 1,5 di vantaggio. Il braccio al cielo di Stefano Lago per l'esultanza del proprio portacolori. Al secondo è il 7, al terzo il 2, 1-7-2 l'ordine d'arrivo della prima.